Presidente Bonetta, oggi la giornata mondiale dell'acqua, non c'era nessun modo migliore di celebrarla per voi di Piave Servizi della posa della prima pietra. Beh sì, è anche una testimonianza fattuale del nostro impegno negli investimenti per il servizio idrico integrato. Al di là dei tanti buoni propositi, abbiamo voluto dimostrare con la posa della prima pietra del secondo stralcio del polo logistico di Piave Servizi il nostro impegno, che si manifesta attraverso i 29 milioni di euro investiti ogni anno nelle infrastrutture per il servizio idrico integrato. Oggi ne vediamo un piccolo pezzo che è però strategico, perché il polo logistico di Piave Servizi consente di gestire tutta l'organizzazione aziendale in maniera seria, performante ed efficiente. Ecco, abbiamo visto una posa della prima pietra condivisa con tutti i comuni soci. Perché questa scelta? Perché la coesione della nostra compagine societaria e quindi tutti e 39 i comuni è la nostra forza. Abbiamo percorso tanta strada negli ultimi anni, siamo diventati società per azioni, siamo diventati società benefit, abbiamo aumentato il trend di investimenti da 4 milioni medi annui ai 29 milioni attuali proprio grazie alla coesione e alla forza dello stare insieme, e quindi crediamo che una posa ideale della prima pietra condivisa sia la migliore manifestazione di come intendiamo noi la società Piave Servizi.